E buongiorno, 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 buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a questa nuova live di Reni, in questo caso Reni J, Reni Toons, Reni Retro, tutti uniti per questo 1000° video che pubblico sul mio canale. Ovviamente ci sono un sacco di problemi. C'è anche Luke74 Channel, benvenuto. Ovviamente c'è un sacco di problemi, è ovvio, sono stato fino adesso a fare prove, sembrava tutto a posto, poi quando devi andare live è un macello, perché praticamente Restream non mi diciamo condivide la live sulla live che io avevo diciamo programmato, quindi ho dovuto utilizzare un utility di OBS che io già utilizzo per andare live proprio su quella live che io avevo programmato ieri. Quindi io adesso ho la chat praticamente divisa in due e quindi cercherò un po' per quanto possibile di gestire questa cosa che ovviamente mi limita parecchio. Comunque vedrò la vostra chat di YouTube, non so, quella di Facebook sarà un po' più complicata, però quella di YouTube la posso vedere tranquillamente. Allora, comincio come sempre, come al mio solito, benvenuti, benvenuti, sono le 10:41, quindi con un po' di ritardo, c'ho tanta roba sul tavolo, sì, con un po' di ritardo, con circa 11 minuti di ritardo, ovviamente quando le cose sono fatte in casa. Sì, lo so, su Facebook ci sono 3 miliardi di iscritti, ma le live non le vede quasi più nessuno. Anzi, una novità di Facebook, non so se è capitata solo a me, ma penso che sia generale. Facebook cancellerà le live dai suoi server, ovviamente per motivi di spazio, per ovvi motivi di spazio, entro 30 giorni. Questo da febbraio 2025 ha adottato, non so se lo sapete, questa politica. Cioè io adesso lì dentro YouTube ho delle live che facevo nel 2010, nel 2011, quando ancora c'avevo Morena Computer, ci sono un sacco di tutte le live della pizzeria, tutte le live che facevo dalla saletta, quelle resteranno. Quindi fino a febbraio 2025 le live restano su Facebook. Da febbraio 2025 in poi ogni 30 giorni vi verrà la notifica. YouTube vi permetterà di scaricare in alta risoluzione, quindi se avete fatto una live in Full HD vi permetterà di scaricarla in Full HD e potrete salvarla voi nei vostri archivi, ma YouTube la eliminerà dai suoi server proprio per motivi di spazio. Stavo dicendo che sono le ore 10:42, prima erano 41, adesso sono 42, passa un minuto. 28 marzo 2025, oggi è venerdì, ok? E quindi vi ho detto siamo Reni Retro, Reni Toons e Reni J insieme, quindi farò un po' di retro computing, un po' di cartoni animati e un po' di musica, un po' di J, ok? Prima però voglio aprire una parentesi, visto che c'è Luke74 collegato, volevo informarvi di un evento che si terrà domani e dopodomani, sabato e domenica 29 e 30 marzo
2025 a Carrara, il Gamix di Carrara. Perché andare al Gamix di Carrara? Allora, oltre che è un evento molto molto importante a livello italiano, ok? Quindi dedicato sia al gaming nuovo che al retro gaming, quindi ci saranno ovviamente tante persone, una partecipazione molto molto diciamo sentita da parte di tanti youtuber, ok? Vado a ricordare che domenica li troverete praticamente tutti, perché si unirà al gruppo di Davide Gatti, di Luca Cusani, di Luke74 Channel, con tutto il suo gruppo di Giuseppe, di Giusimu, ci saranno Dr. Gaming, e ovviamente si unirà anche Marco Valleggi di MVV Blog. A lui lo troverete solo la domenica, ok? Ovviamente c'è, come scrive Luca, c'è anche Arcade Story, non so se anche Computer Nostalgia 8090, comunque è un evento a livello italiano molto sentito da tutti i vari youtuber, quindi non solo, diciamo, tra virgolette, appassionati di retro gaming, ma anche di elettronica, come può essere per esempio il canale Survival Hacking di Davide Gatti, che più che al retro gaming si dedica all'elettronica non solo retro ma anche attuale, quindi un canale molto 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 curato, quello di Davide Gatti, Survival Hacking. Quindi troverete diciamo tanta passione per quello che è l'elettronica vecchia e nuova, retro e attuale, cioè troverete anche cabinati, troverete un po' di tutto lì, troverete riviste di elettronica, di retro gaming, di gaming, e tanti appassionati, diciamo, oltre a quelli che espongono ovviamente il proprio materiale, tra cui anche Luca Cusani sta portando un po' del suo materiale, ma ognuno porta del proprio, pure Davide Gatti porterà qualcosa dei suoi orologi, delle sue realizzazioni, ciò che voi vedete sul canale, lui lo porterà e lo potrete addirittura toccare con mano, vi potrà essere spiegato direttamente da lui, dal vivo. Io purtroppo non potrò esserci perché questo tipo di eventi non interessa né a mia moglie né a mia figlia. Poi diciamo da Roma ho visto che sono circa 4 ore ad andare e 4 ore a tornare. Io mi piacerebbe tanto, dipende, se mi riesco a svegliare tra le 6:30 e le 7 di domenica e mia moglie e mia figlia non hanno organizzato niente, a me mi prende la botta di matto, e tanto ho la macchina a gas, io ho la macchina GPL, metto come destinazione sul navigatore, mi metto alcuna delle compilation che io stesso sto pubblicando sul mio canale YouTube, mi metto la musica e magari 4 ore me le faccio, e poi magari al ritorno verso le 6, così 6:30 riparto, e alle 10:10:30 sto a casa di domenica, perché è l'unico giorno, diciamo, che converrebbe, visto che così conoscerei dal vivo uno youtuber che io seguo da quando stava su Facebook e da quando andò per la prima volta, scusatemi il termine, live, no, andò non in live, ma andò su una rete nazionale che è Rai 2, che poi se ne portò dietro TMC, la 7, no TMC, TMC si chiamava prima, la 7, andò insomma su diversi canali anche a diffusione nazionale con la sua Kit Supercar, la primissima realizzazione di Marco Valleggi della replica di Kit, la macchina iconica anni 90 guidata da Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff. E praticamente io conosco Marco, mi pare dal 2006, cioè da tanto tempo. All'epoca io gli scrivevo le mail, mi rispondeva eccetera. Adesso è diventato un po' più problematico contattarlo, per quanto basta andare, poi io diciamo per una scelta mia personale non mi sono iscritto a nessun canale Patreon, però basta iscriversi a Patreon e con Marco poi ci si parla. Io momentaneamente non sono iscritto a nessun canale, né Patreon né YouTube né niente. Attualmente sto investendo le mie risorse su questo canale YouTube, tra l'altro non sto portando avanti neanche il canale Instagram, ho completamente abbandonato da mesi TikTok, addirittura l'ho disinstallato dal telefonino,
quindi diciamo sto concentrando le risorse un po' sul nuovo, sul diciamo TikTok italiano, se lo vogliamo così definire, anzi è quasi un'offesa definirlo così, diciamo il social network tutto italiano che si chiama Waveful. Ok, poi in descrizione di questo video vi lascerò tutti i link per accedere anche a questo nuovo social network che specialmente quest'anno, da gennaio di quest'anno, ha fatto circa 500.000 nuovi iscritti. Ok, siamo arrivati ad 1 milione di iscritti in 3 anni. Diciamo nei primi tre, sono 3 anni e 3 mesi più o meno, no? Però nei primi 3 anni ha fatto 500.000 iscritti in 3 anni, poi in 3 mesi ne ha fatti altri 500.000 e entro l'estate pare che raddoppieremo, arriveremo a 2 milioni di iscritti. Diciamo che sono numeri che cominciano a diventare abbastanza importanti per una realtà piccola creata da due fratelli, niente di più. Waveful sta cominciando a essere notato anche da grandi TikToker, grandi influencer che una volta iscritti faranno la loro pubblicità e si porteranno dietro anche tantissimi follower che si iscriveranno alla nuova piattaforma. Ok, io sono più di 3 anni che sono iscritto a Waveful e lì pubblico dei video e delle immagini che reputo opportune per quello che sono le mie tre passioni, quindi Reni Retro, Reni Toons e Reni J. Ok, musica, cartoni animati e fumetti e retro computing. Ok? Quindi detto questo, io come ovviamente sapete, oggi mi devo dedicare a tre cose tutte quante insieme. Allora, avevo intenzione di iniziare, vediamo se riesco con questa crocco perché ho dovuto fare un qualcosa di strano e niente. Cominciamo con allora, immagine 4. C'è qualcosa che non va. Aspettate un attimo, Reni. Volevo mettere questa immagine che si vedesse ma non si vedesse. Ah, sono stupido io, eccolo qua. Volevo cominciare con Reni Toons, ok? Quindi per la parte cartoni animati, per la parte fumetti, per la parte diciamo che normalmente è dedicata prettamente al Giappone e agli anime giapponesi o ai manga giapponesi. Però oggi invece volevo fare una cosa un po' diversa, visto che dobbiamo festeggiare questi 1000 video su, diciamo, su YouTube, ho deciso di fare una cosa che riguarda la Disney, ok? Quindi fronte opposto americano. Allora, vi volevo far vedere, qui vedete quanta roba che ho, adesso piano piano vedremo un po' tutto. Per quanto riguarda Reni Toons, guardate cos'ho, questo è il manuale delle giovani marmotte, originale diciamo del 1981 che mi fu regalato, io ancora ricordo, a proposito, colgo l'occasione per salutare, magari mi sta vedendo, sia mia madre che mio padre, magari mi stanno vedendo in live o mi vedranno in differita, mi fa piacere, saluto anche mia moglie e mia figlia, se vorranno avranno la pazienza di guardare questa live diciamo in differita o se potranno in qualche modo collegarsi anche per poco tempo, io almeno rimane memorizzato che io ho salutato sia mia mamma, mio papà, mia moglie, mia figlia, grazie tante perché loro rendono possibile anche questa, diciamo, questo canale. Ok, allora quindi questo è il manuale delle giovani marmotte, come vedete qui c'è il mio nome addirittura scritto con una di quelle macchinette titolatrici, chiamiamole così, a scatto, le Daimo, ok? Che adesso le Daimo sono tutte quante laser, stampano su carta direttamente con laser. Vedete il prezzo in lire? Allora vi farò vedere questo manuale che è la 18ª stampa addirittura del manuale, la Daimo, sì, la 18ª stampa. Come vedete io adesso questo non lo sfoglieremo perché mi rimane tutto in mano perché ha tanti anni, però ve lo voglio far vedere, eccolo qua, il manuale delle giovani marmotte, e vi farò vedere questa pagina qui. Ok, ve la ingrandisco, ve la ingrandisco, ve la ingrandisco, eccola qua.
ok? E qui sotto 1900, no, non era 89, 1969 è la prima stampa, 1981 è questa stampa qui, vedete? Mondadori Editori SPA Milano. Perché non sfogliamo questo? Perché non sfogliamo questo? Perché io, ovviamente, essendo il manuale delle Giovanni Marmotte un must che non può mancare in una casa, io avevo questo, ma a mia figlia quando era piccola non potevo fare, diciamo, fare leggere questo che gli si spaginava in mano, si rovinava, era un peccato. Allora comprammo questo, il manuale delle Giovani Marmotte. Andiamo a leggere. Questa è una stampa del Corriere della Sera, vedete, questo il prezzo è in euro 9,90 più il prezzo del quotidiano, questo uscì in edicola ed è il manuale delle Giovani Marmotte, questo si può sfogliare tranquillamente, vedete, riprodotto fedelmente, infatti adesso andremo a sfogliare quelle che sono le cose principali di questo manuale. Oh, vedete, la prima pagina è uguale, identica, e ci andiamo a vedere qua, guardate, Corriere della Sera, e lì ci sono tutti i crediti. Questa stampa in particolare è del 2013 e qui è uguale, tutto identico, vedete? Però questa stampa è del 2013, ok? Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. E questo è il manuale delle Giovani Marmotte, ristampa, 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 ennesima ristampa. Qui c'è la prefazione, facciamo proprio uno sfogliamo insieme, magari non di tutte le pagine. Guarda, questa è la pagina iconica del Gran Mogol, e c'è anche Paperino, che lui, anche lui era non giovane, ma era una marmotta, no, non una marmotta, lui faceva parte, diciamo, di questo. Allora, parliamo di queste marmotte. Cosa erano le marmotte? In Italia abbiamo un'associazione che si chiama AGESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Io sono stato un lupetto quando ero a Spinaceto, per 2 anni ho fatto i Boy Scout, mi sono divertito abbastanza, diciamo. Sono stati, si andava in parrocchia, si facevano tante attività, diciamo, di varia natura, quindi ricordo, diciamo, con affetto quegli anni in cui io fui Boy Scout, andai pure al campo Scout. E diciamo le Giovani Marmotte sono molto simili ai Boy Scout. Noi avevamo, diciamo, avevano anche nomi presi dal libro della giungla, i nostri capi si chiamavano Achela, Bagheera, tutti con questi nomi presi da questo lungometraggio animato che è il libro della giungla, sempre della Disney. E quindi le Giovani Marmotte sono una specie di Boy Scout. Ripeto, in Italia ci sono gli AGESCI, Associazioni Guide Scout Cattolici Italiani, ok? Di solito stanno quasi in tutte le parrocchie, ogni quartiere dovrebbe avere il suo gruppo scout, ok? Se ci sono 2 o 3 parrocchie, magari in una sola c'è il gruppo degli scout che diciamo sono esperienze molto formative, molto divertenti che si possono fare, Allora, vedete, qui si parte subito con la realizzazione addirittura di un totem indiano. Poi qui ci sono tante, quindi la pagella che scotta, come mostrare una pagella, c'erano tanti consigli, vedete la pagina dei nodi, e chi se la scorda sta pagina dei nodi, di come si realizzano i nodi. Io adesso vado via veloce, vi faccio vedere il manuale delle Giovani Marmotte, non so se mai uno youtuber ha mostrato, guarda il fischietto l'ho fatto tante volte, l'ho realizzato tante volte con la carta, il fischietto, vado via veloce e mi metto un po' in piedi, vedi SS urge alfabeto, questo è l'alfabeto Morse, mi insegnava tante cose il manuale delle Giovani Marmotte, cioè è qualcosa di spettacolare il manuale delle Giovani Marmotte. Guardate, guardate quante cose, quante informazioni contiene.
il manuale delle giovani marmotte. Ah, vedete? Alla maniera di Toro Seduto, questo vi insegna di come farvi diciamo, un copricapo indiano, ok? Sempre, sempre con tutti i disegni Disney, qua le famiglie del cielo, vedete? Quindi tutte le costellazioni spiegate, diciamo, ciascuno il suo fuoco. Io avevo fatto il pentolino di carta pure che c'era qui, non mi ricordo dove, c'era anche come realizzare un pentolino di carta, non so se più avanti. Ah, come si levano le macchie più comuni che si possono fare sui vestiti, come toglierle. Ok, guardate che era, mi pare ne avessero fatte del manuale delle giovani marmotte, no, no, 9-10. Questo è il primo manuale, poi c'è sta il secondo manuale. Io ho pubblicato sul canale TikTok, avevo pubblicato tutte quante le copertine di tutti i manuali delle giovani marmotte che sono usciti. Mi era venuto, diciamo, lo spizio di vedere quanti erano ed erano una decina, eh. Ecco, mi fermo un attimo perché vi faccio vedere che ovviamente anche la Disney, sfruttando il successo del manuale delle giovani marmotte, ha fatto anche questo. Questo è il manuale di Nonna Papera, per lo più qui ci sono ricette, questo non lo vedremo, però vi faccio vedere che ci sono tanti manuali. C'è anche il manuale di Archimede, eh. Attenzione, ce ne stanno tanti di manuali. La Disney ha fatto tanti manuali, ok? Quello del manuale di Nonna Papera è forte perché ci sono tante ricette. Qui invece è più improntato, guardate, come fare, diciamo, i segni con due bandierine, l'alfabeto fatto con due bandierine, vedete? Per farsi capire, cioè, veramente c'era di tutto. Che è la rosa dei venti, il fiore che soffia, la rosa dei venti. E di qua invece ci sono delle tabelle che riguardavano queste tabelle. Valaz. Si è bloccato il video? Mi sembrava che si era bloccato il video. No, mi sembra che va però il video, eh. Ok, rimettiamo un attimino questa. Ok. Io vado avanti, mi sembra che si era bloccato il video, ma vedo che va. Oh, come fare una girandola, guardate come fare una girandola. C'è proprio di tutto, su questo manuale. C'è proprio di tutto, guardate, guardate come si fa un tetto, ecco come si fa una, come si può definire, una capanna, sì, un tetto per tutti, cucina campestre. Ah, come si fa un aquilone, come si fa un aquilone, vedete? Pronto soccorso, vedete? Vabbè, è tutto pieno di consigli, guardate i fiori, tutti i fiori. Meno male che ce l'ho sulla televisione grande, perché così quando si blocca qualcosa lo vedo. L'orologio dei fiori, qua andiamo avanti. Questi sono il ciclo dell'acqua, quanto fa un fiume, poi andiamo avanti, vedete? Vedo che si vede molto bene la telecamera oggi, incredibile. Quindi a me gli occhi, come ipnotizzare, vabbè, mi sembra che era una cosa del genere. Come era a me gli occhi. Come indovinare un numero pensato da un amico. Ah, ecco, con tutte le tabelle per indovinare questo numero pensato da un amico. Ok? Scrivetemi se si blocca la live in chat, se magari non me ne accorgo. Ok? Tanto io qua ho questa chat che mi dice 0 persone connesse, quindi questa è praticamente inutile. Oggi Restream mi sa che non sta funzionando, ma non lo so.
siamo in live su YouTube, avevo detto che avrei fatto la live su YouTube, anzi però guardate che qualità diversa c'ha YouTube senza passare. Ciao Enrico! Enrico Montesano, l'attore. Salve Enrico, l'attore Enrico Montesano. Sto facendo vedere una cosa un po' che pure mia figlia non l'ha sfogliato quasi per niente, sto manuale delle giovani marmotte. Io invece la mia, diciamo la mia versione è tutta quanta rovinata perché per quanto l'ho letto, l'ho riletto, l'ho usato e l'ho riusato. Comunque, vabbè, è inutile poi andarlo a sfogliare tutto, insomma, basta andare ad acquistare. Non costa neanche tanto perché è una decina di euro. Mi pare che si trova anche su Amazon addirittura. Quindi Enrico Montesano, l'attore, ma magari ci avessi l'attore Enrico Montesano in live. Grazie, grazie mille. Pure se sei un fan, ci mancherebbe. Grandissimo Enrico Montesano, chi non lo conosce? Tantissimi i film, le interpretazioni e non solo i varietà TV presentati da Enrico Montesano. Ha fatto anche grandi magazzini insieme a tutti i grandissimi big degli anni Ottanta. Grandi magazzini fu un filmone, me lo ricordo benissimo, Enrico Montesano insieme a Massimo Ciavarro, che hanno fatto uno sketch dentro al film I grandi magazzini. Bellissimo, bellissimo, quindi salutiamo Enrico Montesano. Allora, quindi vi ho fatto vedere anche che esiste questo manuale di Nonna Papera, vi faccio vedere qualche pagina, come vedete sempre a tavola, disegni bellissimi della Disney, anche in questo caso, disegni molto molto belli della Disney all'interno di tutti i manuali che sono usciti, caratterizzati da disegni molto 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 belli, tutti i manuali della Disney. Ok, salutiamo Congi DJ, l'originale dal 1980. Ok, Congi DJ, anche lui diciamo youtuber, ma più che altro DJ appassionato soprattutto di musica anni 80, ma anche anni 90, anni 2000, 2010, 2020, 2030, quello che è, quello che era, quello che sarà. Diciamo bravissimo DJ, lo salutiamo Congi, Gianfranco Conte. Grazie di esserti unito anche per poco, magari non hai tanto tempo perché io mi rendo conto che è un orario un po' particolare, le 10:30, ma io solo la mattina posso fare queste live e quindi diciamo mi diletto in queste live prettamente la mattina. Allora adesso cambiamo il loghetto, un attimo che cambio il loghetto, mettiamo Reni Retro, ok? Cambiamo Reni Retro. Per quanto riguarda Reni Retro, e c'ho diciamo una tra virgolette sorpresa, diciamola così. Allora, vi ho più volte detto nelle mie live, poi faremo anche Reni J, Adesso abbiamo fatto Reni Toons e abbiamo visto il manuale dei giovani marmotte, il manuale. Tra l'altro vi volevo far vedere che in edicola trovate, questo l'ho preso stamattina, questo che sembrava una rivista di Spray Editori, ma non è una rivista, questo è un libro addirittura da 320 pagine, ok? È un tomo che non finisce mai, dedicato a Goldrake, e qui sopra c'è scritto aneddoti, segreti, polemiche, tutto ciò che sta dietro al mito di UFO, robot Goldrake, ok? Quindi questo lo trovate anche adesso in edicola, ok? Lo rimettiamo lì, che poi faremo, lo sfogliamo insieme anche di quello in un secondo momento. Stavo parlando di Reni Retro. Per quanto riguarda Commodore 64, vi ho detto che io ho ancora tanti floppy, ok? E ho deciso, diciamo, sempre per festeggiare il 1000° video pubblicato sulla piattaforma YouTube, di farvi vedere
non so se ce la faremo a vederli tutti, magari sì, magari no. Comunque vi farò vedere una parte. Sono andato a prendere un solo contenitore, calcolate che ne ho una decina di questi contenitori, una decina, che contengono tanti floppy da 5 pollici e un quarto per il drive 1541 della Commodore, ok? E io questi erano tutti quanti numerati, ve li faccio vedere, ok? Là. Vedete, questo è il numero 162 e qui vedete ci sono scritti tutti i titoli. Io sto vedendo per televisione se poi si legge tutto, ok? Poi magari mi avvicino una sedia così quelli che già abbiamo visto li mettiamo qua. Guardate quest'altro, molti si sono scoloriti, molti si sono scoloriti, però il numero magari si legge ancora, vedete 115. Poi li devo rimettere tutti in ordine, perché vedete quando vi dicevo che io compravo da committeri i floppy colorati, vedete questo è il 240, ok? Black Tiger, Tetris, Mental Block e New Zealand Story, vedete? Questi erano, e quelli sono quelli colorati che compravo da committeri. Guardate questi si vendevano in quel di Porta Portese, Kickoff 2, un gioco di calcio con la copertina addirittura 3M, dischetti della 3M, molto buoni i dischetti della 3M, Guardate questo, tutti numerati, vedete 193, ok? Rainbow Island e Flipper Game, vedete? Guardate che è tanta roba. Guardate questo, tutti numerati. L'archivio, io erroneamente mi sa che vi ho detto che l'archivio l'avevo passato su Amiga. Guardate quanta roba si poteva scrivere su questa busta. Guardate, non so se riesce a mettere a fuoco, C'era tutto quanto scritto qui davanti di come far partire i giochi. Stavo dicendo che erroneamente magari vi ho detto che l'archivio di questi giochi era stato passato su Amiga. L'archivio di questi giochi va un po' a scatti a volte e non lo so come mai. Io non so se potrei bloccare a questo punto Restream. Sì, sul PC ho centinaia di cose aperte, ma non penso che sia quello. Io quasi quasi mi arrischierei a bloccare Restream, lo sapete? Che tanto Restream non so che cacchio sta a fare, perché lui mi occupa un sacco di banda Restream. Allora, chiudiamo Restream e lo blocco proprio Restream. Vediamo se bloccando Restream la live rimane in piedi. Stop. Allora, sì, la live è rimasta in piedi pur avendo bloccato Restream. No, diciamo che adesso sto andando direttamente sparato su YouTube e infatti mi dice segnale eccellente, connessione eccellente, eccellente. Tra l'altro io ho qui davanti la CPU impegnata che me lo dice OBS e la CPU sta intorno al 40-45, raramente arriva al 50% e stiamo andando però ad una velocità di streaming molto elevata, stiamo a 6 mega, 6 mega e mezzo al secondo, quindi è molto elevata. Sto facendo diciamo lo streaming a 1080p, quindi in full HD. Quindi diciamo che adesso ho chiuso Restream che rallentava tutto, era inutile Restream e quindi forse adesso andrà molto meglio. Guardate Salamandra, Top Gun e Scuole di Kung Fu, dischetto rosso, vedete tagliato da tutte e due le parti con i taglini che ogni tanto venivano fatti vedere. Vedete la particolarità di questi floppy, questi sono baschi uguali, ma io per televisione vedo che non va a scatti. Vediamo su quest'altro cellulare, no, a volte esattamente come prima. Fammi chiudere qualche altra cosa. Allora io ho il programma che posso chiudere. Allora posso chiudere questo che non sta facendo niente, chiudiamolo, ok, e l'abbiamo chiuso. Quello che occupava proprio più spazio di tutti era il programma per fare editing video, quindi anche questo lo posso chiudere, poi lo riapro. Ok, ho chiuso un po' tutto quello che potevo chiudere, altro non posso chiudere.
il resto deve rimanere aperto, ma il resto c'ho un notepad, c'ho un documento Excel che non occupa niente, insomma c'ho poca roba. Guardate qua, Cabal e Afterburner, vedete numero 217. Vi stavo dicendo che l'archivio ce l'ho ancora sul Commodore 64, quindi per vedere la lista di tutti questi giochi mi toccherà caricare il programma che avevo fatto io, che sfruttava i file sequenziali. I primi database io l'ho fatti sul 64, ragazzi, sul Commodore 64 io, avendo la necessità di fare l'archivio dei giochi, dei vinili, vabbè i vinili ce l'ho qua, dei giochi, delle audiocassette e delle videocassette, allora io che cosa mi inventai? Insieme al corso, che ringrazio sempre mio papà che me l'ha fatto comprare, che me l'ha comprato lui, insomma, che me l'ha fatto fare. Il corso edito da Beatrice D'Este, Conoscere il computer direttamente dal computer, lo trovate su edicola 8 bit, quindi tranquillamente pubblicato da Sovox. Questo corso aveva come programmi di esempio delle agende o dei calendari, l'archivio clienti. Ok, io andai a modificare uno di questi programmi per il mio scopo, che era quello, che ne so, nel caso dei vinili a me serviva il titolo del vinile, l'artista che cantava, il numero d'archivio del vinile e magari ci mettevo se era un 33 giri, un LP o era un mix, c'era differenza, se era un picture disc, se era un 45 giri piccolino, insomma c'erano delle informazioni che mi servivano, venissero salvate sul dischetto e quindi andai a modificare in questo modo. Per quanto riguarda i dischetti del Commodore 64, su ogni dischetto ci poteva stare diciamo, un minimo di un gioco e poi ce ne potevano stare anche 4, 5, 10, dipende, se erano giochi molto semplici a file, io ho dei dischetti che ci stanno anche 10 giochi dentro. Ecco, per esempio ho beccato questo, il numero 115, guardate, il numero 115. Ah beh, questo è Geos, vabbè c'è un sacco di roba qua dentro, perché io ero un appassionato, come vi ho sempre detto, tutto quello che io dico, ho le prove per, diciamo, confermarlo. Ero un appassionato di Geos, ho decine e decine di dischetti di Geos, di GeoPaint Tools, ho GeoFiles, del Geos c'ho un sacco di roba, questi tra l'altro sono tutti programmi questi che stanno qua, sono molto pochi giochi e tanti programmi, per quanto c'è pure qualche gioco. Qui addirittura questo era un Dragon Slayer che avevo sprotetto io, guardate, Dragon Slayer Trainer 100% by Ref, che io chiamavo Ref Soft come la BBS, Prova Drive, addirittura Summer Game, qui mo li vedremo un po' tutti, qua ci stanno un sacco di programmi, vabbè, mo li vedremo un po' tutti. Qua che caspito c'era, non mi ricordo. Mega Games. Anche qui ci saranno più giochi, tra l'altro è archiviato anche questo perché c'è il numero 156, vedete? Quindi tra l'altro mi toccherà metterli tutti. Questo invece era un disco gioco, quelli che io chiamavo i dischi giochi. Usavo lo scotch carta, Battle Command, e questo era un play disc, un Verbatim Data Life, e lo usavo per giocare, perché gli altri invece io cercavo sempre di fare le copie e non utilizzarli perché avevo paura che si rovinavano. Per esempio, ecco, guardate qui ci sono tanti giochi, guardate, ci sono pure i chat mode qua dentro, i score, gli high score, i punteggi che facevamo magari con mio fratello, guardate, 54.420 con una pallina, 65.360 con l'extra ball, cioè questo sicuramente era Pinball Power, per giocare a Pinball Power ci scrivevamo i record, ma voi cioè veramente abbiamo vissuto tutto questo noi, vedete, questi sono addirittura due dischetti uno dentro l'altro, perché uno è diciamo quello da cui io copiavo, con questo giocavo, addirittura Mitsubishi dischette, ok? E questo era quello col gioco Lotus Esprit Turbo Challenge,
296. Io potevo venire a Carrara, venivo per esporre qualcosa. Guardate il leone ruggente su sto timbrino, quanto ci ho marciato. Io timbravo un po' tutto quello che facevo con questo leone ruggente. Questo è un GP numero 306, numero 306. Sì, guardate che ne so, Space Harrier 2, vedete? Questo è 280, li devo tutti rimettere in ordine e poi devo andare a beccare. Ah, guardate quando mi divertivo, mannaggia, a fare le scritte un po' con dei font un po' più diversi. Questo è il numero 295, Robocop 2, vedete? Poi guardate qua, al lato B ci stanno un sacco di giochi, c'è Mario Bros, al lato B c'è Mario Bros, Pro Mountain Bike Simulator e Back to the Future. Lo sto leggendo nel televisore perché qua non ci leggo che so ciecato. Qui che c'è? Vediamo un po'. No, qui non si legge niente. Vedete, qui si è cancellato tutto, però ci abbiamo qui sotto. Vedete, Space che è? Space Window, Ping Pong, MS-DOS, come MS-DOS? Su 64. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ping Pong, Caultron, ma non riesce a mettere a fuoco. Peccato. Questo pure che è Star Trek 3, Tilt, abilità. Star Trek 3, Shadow, no, ST Dragon. Addirittura gli davo i voti pure io, oltre alle riviste. Guardate. Io usavo tutte queste etichette fatti tutti bene, questi dischetti, eh. Oh! Su questo devo dire qualcosa. Allora, questo c'era un vedete, quando uno becca qualcosa, poi si apre la parentesi e vi racconto un aneddoto sempre della mia vita, della mia infanzia. Guardate questo. Allora, a Ciampino, e se vuoi mettere a fuoco magari, questo è il disco numero 80, uno dei primissimi, eh. Oh. Disco numero 80, Ghostbusters 2. Ok, a Ciampino c'era un negozio di computer. All'epoca era piccolino, eh. Ho visto che ha cambiato insegna, adesso non so se c'è ancora. Vi racconto questo aneddoto, si chiamava Computer Time. Era uno di quei negozi a cui, diciamo, c'era quasi uno scambio, un qualcosa che si possa definire così, che io gli fornivo dei dischetti e poi lui ovviamente li rivendeva. Tanto ormai sono passati talmente tanti anni, talmente tanti secoli, talmente tanti millenni che oramai possiamo dire un po' e raccontare la nostra storia, la nostra infanzia. All'epoca era pure molto minorenne, quindi diciamo che poi questo negozio non mi pare di averlo più visto. Fino a qualche anno fa c'era, fino a una decina di anni fa c'aveva ancora pure la vecchia insegna gialla con scritto Computer Time a Ciampino e niente, io all'epoca ero uno di quelli che gli forniva un po' di questo materiale e lui gradiva che gli venisse fornito scritto a macchina. Io avevo una Olivetti, prima ancora della Olivetti elettronica di mio padre, c'era la macchina da scrivere, ciunk, 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 quella meccanica, non elettronica, meccanica, ok? E con quella io andavo a scrivere queste etichette così, come è scritta questa qui, vedete? Questa è scritta a macchina. E io scrivo Ghostbuster 2, spazio, 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 per andare all'etichetta successiva, Ghostbuster 2, spazio, 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 gli davo, che ne so, 3, 4, 5 copie di Ghostbuster 2, chiusa parentesi, ok? Allora, Time Scanner, Salamander, un'altra copia di Salamander, ok? Oh, qui adesso c'è Star Wars Trilogy, sempre con Leone, vedete il leoncino onnipresente, il leoncino. Qui era Last Battle, il gioco di Kenny Guerriero Play Disc, Star Wars Trilogy, prima c'era Geowright e Geofiles. Geowright era il Word di Geos,
GEOS era il Graphic Environment Operating System del Commodore 64, un qualcosa di spettacolare. Qui ho cancellato, tanto ce l'avevo da un'altra parte, GeoWrite e GeoFiles, e ci ho messo invece Star Wars Trilogy e il playdisc di Last Battle, il gioco di Hokuto no Ken di Ken il Guerriero. E io potrei dirvi tante cose, Tetris, Bubble più 2 col trainer, quindi con le vite infinite, e poi più 2 magari con disabilità dalla connessione degli sprite. Però se tu disabiliti la collisione degli sprite sul Commodore 64, molti giochi diventano ingiocabili, perché non puoi morire, non può andare avanti il gioco, ok? Quindi questo pure il disco arancione, come vedete questi dischi colorati provengono tutti, come ho già detto, da committeri. Vedete poi gli adesivi per coprire, diciamo, il taglio sia da un lato che dall'altro, vedete? Quindi protetto sia il lato A che il lato B di questo floppy, con questi adesivi che venivano dati insieme ai dischetti. Guardate, un altro disco arancione. Quanto mi piacerebbe rigiocare a tutte queste cose, ricaricarli. Questi sicuramente funzionano, ultimamente ne carica qualcuno. Guardate, questo è il demo dischette del Commodore 64, 1541, 2031 e 4040. Cioè questo è il demo dischette della Commodore originale. Che spettacolo, sta roba è pure difficile da trovare, eh. Oramai comincia ad avere 40 anni sta roba. Se io ce n'ho 50, questa ce n'ha 40. Guardate, qui invece ecco, quando io compravo, c'erano alcuni dischetti, addirittura che io li andavo a comprare a stock su Porta Portese, qui addirittura numero 125-126, Medieval Games e Skateboard Games. Ok? Questa copertina l'ho fatta io con un foglio di quaderno, vedete, questo è ancora scotch che è diventato marrone negli anni, prima era trasparente, però vedete che è tutta ritagliata. Questo è un foglio di quaderno, è un foglio del quaderno che io ci ho fatto la copertina, e ce n'ho diversi, perché questo dischetto non aveva la copertina, questa qua esterna, ok? E ce n'ho diversi così, Oh, guardate, questo è un gioco spettacolare. Chess Master 2100. Questo è il gioco degli scacchi per eccellenza, il Chess Master. Ce l'ho anche originale, Lo comprai anche originale. Ho pochissima roba originale, ma quel poco che ho è veramente ricercato, veramente bella roba. Quindi Chess Master 2000 ce l'ho anche, 2100 ce l'ho originale. Qua c'è R-Type by Leo, e qui sempre c'è scritto, però diciamo è quello scotch trasparente che ci avevo scritto sopra e che praticamente non si legge più niente. Qua c'è sta Blockout, Tetrix, un po' di questi giochi strani, sempre a incastro dei blocchi basati sulla tecnologia di Tetris. Blockout, Tetrix e Mega Patal. Blockout Tetris in 3D, quello che ho mandato in giù. Oh, guardate, Double Dragon 2, Double Dragon 2, vedete? Disco numero 171, F1 3D, che spettacolo. Formula 1 Manager 2, F1 3D, questa è la Simulmondo, Salutiamo Ivan Venturi, F1 3D, Formula 1 Manager 2. Questo è un altro dischetto della Commodore originale, però dentro è stato cancellato e ci sono stati messi altro materiale, se così vogliamo dire. Gazza Soccer 2, iPlay 3D Soccer. Mamma mia. Ma guardate che veramente c'è la storia, Qui c'è la storia, guardate, questi sono tutti archiviati. Indiana Jones e Salamander, un'altra copia di Salamander, tutti numerati, Guardate, 113, 114, sì, ogni tanto scatta, ho visto adesso qua. Però sta la CPU, ripeto, sta bassissima. 113, 114, Vigilante, International Football,
by International Soccer. Oh, Shaolin's Road. No, questi poi molti non me li ricordo neanche. E questi tutti archiviati, 176, come vedete stanno scritti sia sopra che sotto. Questi sono tutti archiviati. Skate or Die, questo era un dischetto intero. Skate or Die, numero 175. Ma comunque adesso così diventa noiosa la live, mi sa, perché magari a chi non è interessato, vi faccio vedere, diciamo, i più belli. Shadow Dancer era un gioco bellissimo. E qui si ripete un'altra volta il leone. Qui c'è sempre il leone e qui c'è Shadow Dancer. Quindi il leone con Shadow Dancer. Shadow Dancer, vediamo un po'. Ah, P40, questo è un altro che ho craccato io. Guardate. A più B, Ref P47. P47 era un gioco di guerra, gli ho dato 8 addirittura. Quindi, e vedete il dischetto grigio, sempre numerato 247. Ce l'ho tutti colorati i dischetti, esistono anche i verdi, guardate un po'. Tartarughe Ninja alla riscossa, numero 173. Tartarughe Ninja alla riscossa. Vedete? Ma guarda che sono veramente... per esempio questo è rosso. Ah beh, qui c'è sta il font pack del Geos, che i font sono sempre stati, anche a oggi, io li utilizzo tantissimo, i font, vedete? E addirittura qui c'è il calendario, Icon Editor, tutta roba del Geos. E qui c'è il font pack e il desk pack del Geos. Vedete? Numero 125. Disco S del Geos. Qui c'erano pure tutti, vedete, disco U. Disco U del Geos, l'avevo tutti date delle lettere, vedete, Geos disco U 122 e qui c'è un sacco di roba del Geos, questi tutti i font, mi sa, sì, Dictionary Fonts, eccetera, Geolist per fare delle liste. Io ho veramente talmente tanta roba del Geos che non lo so se esiste tutta questa cosa. Oh, guardate, per scrivere, oltre a GeoWrite, c'era anche il Paperback Writer. Oh ragazzi, allora, sul Commodore 64 con questi 38k di RAM rimediati chissà come, mi piacerebbe che mettesse a fuoco. Vediamo. Perché in alcuni casi non mette a fuoco? Guarda che questo è perché Windows 7 non ce la fa a gestire bene la videocamera con i driver compatibili. Vabbè, comunque qua c'è scritto Paperback Writer, Speller e Dictionary. Allora, sul Commodore 64, con questi pochi kilobyte di RAM che c'aveva, questi 38 kilobyte, avevano fatto pure un programma tipo Word con i vari dizionari che uno poteva andare a far controllare se aveva fatto errori d'ortografia. Ragazzi, guardate che fare tutto questo con soli 38 kilobyte di RAM non era facile. Che altro vi posso far vedere? Qua questa è tutta roba del Geos. Vabbè, questo è il dischetto pulisci testine. Dischetto con tutte le volte che è stato usato, mancano 3 volte. Vedete, questo è il classico dischetto pulisci testine. E qui si doveva andare a fare un pallino ogni volta che veniva usato il dischetto. Non bisognava usarlo per più di 15 volte. Oppure, Luca, se ci sei ancora collegato, non lo so se tu hai mai visto una cosa del genere. Il Workbench di Amiga sul Commodore 64, Poi vabbè c'è sta Ride over Moscow, vabbè. Però il Workbench 1.2, quindi dell'Amiga 1000 mi sa, sul Commodore 64. Allora ragazzi, questo sono uno dei pochi mi sa che ce l'ha così, cioè che veramente c'è la storia qua. C'è la storia, sì. Guardate, questo è il disco di cartone che voi trovate all'interno del drive Commodore
Non è il Geos quello, no, no, non è il Geos, quello è proprio il Workbench 1.2 di Amiga, che non era Geos, il Workbench di Amiga, non è Geos questo. Comunque sì, è diciamo una versione dimostrativa, però lo ricorda molto da vicino e ovviamente è una versione molto limitata. Mi pare che ci avevano messo l'orologio. Allora, il Workbench 1.2 tra le sue utility partiva a finestre, ma non come il Geos, attenzione, il Geos della Berkeley Softworks era gestito un po', sembrava Windows 3.1 davvero, questo qua invece, il Workbench, era preso proprio dal Workbench di Amiga, che era diverso, e ci avevano messo il clock di Amiga, l'orologio quello a lancette, la calcolatrice, ecco, non mi veniva, la calcolatrice dell'Amiga messa sul Commodore 64, ovviamente più stilizzata, più, con meno colori se vogliamo, però era quella calcolatrice. Quindi era un po' richiamava un po' il Workbench, infatti si chiama Workbench 1.2 per Commodore 64, cioè veramente ho delle chicche io qua dentro che, e questi sono soltanto, ve l'ho detto, questo è uno dei contenitori, ce n'ho una decina di questi contenitori, e quindi giochi da Turbo Tape, questi erano quelli che qua addirittura c'è Bard's Tale 3, l'avventura di Bard, poi Destroyer Escort, The Hobbit. Guardate, questo è uno dei primissimi floppy che ho preso, che si chiamavano floppy bit. Questi floppy bit erano una decina di floppy che io ho preso insieme al drive, all'1541, ed erano rossi così con questo logo floppy bit. Questi sono proprio i primissimi che ho preso. Vediamo un po' che numero. Infatti questo è il numero 34, guardate. Se riesce a mettere a fuoco, vedete? Contiene The Hobbit numero 34. Quindi è i primissimi, proprio i primissimi floppy che ho preso insieme al drive. Vedete, poi anche Buffetti si era messo a fa i dischetti, che Buffetti poteva non fare i dischetti 83-84, sempre vecchissimi, cioè i primissimi proprio che presi, questi sono proprio all'albore, proprio, agli inizi. Eh, ah. Oh, questi sono quelli invece che stavano in edicola, 65, questi con questa cosa, tra l'altro qui Open Data Products, vabbè, 65, questi venivano venduti in edicola e avevano questa copertina qui così, 65, ok. Poi guardate, qui c'era Fare un giornale. Questo era, noi all'inizio lo usavamo, l'abbiamo usato, io mi ricordo che Commodore 64 facevo le medie, mi sa in terza media, avevamo fatto un giornale stampato con l'MPS 803 e niente, praticamente con programmi tipo questo, ce n'avevo due. Uno era questo, fare un giornale che ti permetteva di fare l'impaginazione, anche perché col Geos era troppo macchinoso, anche perché il Geos gestiva tante cose, mentre questo invece era prettamente dedicato a fare un giornale. Ma ce n'era anche un altro di software molto simile. Prendiamo un po' questi laterali che c'è qua dentro. Ah, guardate, questo pure uscivano in edicola. Questo è videogiochi per Commodore 64. Questo usciva in edicola, questi dischetti. Questo è il numero 3. Poi c'ho anche il numero 5, vedete? Qualcosa. Poi io in edicola compravo tante le cassette, ma poi quando mi comprai il floppy, fine dei giochi, di roba originale ce n'ho veramente molto poca. Io ho tutta roba così, tutta roba, vedete, tutto numerato, 136, tutti numerati, tutti, che è 135 fino al tennis. Qua c'è sta 3D Box, Bomb Jack, Kendo e reclutamento. Kendo e reclutamento, ma che ne so. A Kendo, B reclutamento. Guardate che io sto facendo, lo so che magari è noiosa questa live, infatti
adesso andiamo avanti, senza che ve li faccio vedere tutti, perché sennò qui Geospell, vediamo se c'è qualcosa di particolarmente interessante. Qui ci doveva essere pure il dischetto, Neverending Story. Guardate, questa è la storia infinita, Neverending Story 2. 100% significa che è stato testato al 100% e funziona tutto. Quando trovavate 95% vuol dire che era testato al 95% e magari qualche livello non funzionava. Afterburner USA Creatures. Creatures era un altro gioco molto molto bello per Commodore 64, un po' dimenticato, Creatures era bellissimo, questo è il 2, Creatures 2. Ah, sì, sì, non si è bloccato, eh. Creatures 2. No, no, siamo ancora in live. Mi sembra che siamo ancora in live. Volevo farvi vedere un altro dischetto, ma non lo trovo. Deve stare qua in mezzo. Addirittura Rastan e Shinobi, Batman The Movie, c'è Wonder Boy, Lupo Alberto. Vedete, qua addirittura c'erano i giochi presi dai film. Questo c'è Total Recall, Midnight Resistance. Vedete? Total Recall, Midnight Resistant, Lupo Alberto addirittura dai cartoni animati, Lupo Alberto. E vabbè, sono tutte cose veramente che hanno fatto la storia. La famiglia Adams col trainer. Guardate qui sul Data Life. Adams Family più 5. Ma ci sformo io con sta videocamera. O metti a fuoco sempre o non metti a fuoco mai. Questo vabbè, test disc. Vedete, questo è un altro disco verde, già ve l'ho fatto vedere, verde, sì. Verde già ve l'ho fatto vedere. Barbarian e Barbarian 2. Barbarian era stupendo perché gli tagliavi la testa all'avversario. E poi c'è Barbarian 2 che invece era un po' più un'avventura, vabbè. Qui ci stanno gli utility, Robocop 2, Street Fighter 2, addirittura Nacho Vega. Questo penso che sia il gioco più brutto uscito sul Commodore 64. Street Fighter 2. Street Fighter 2 mi sa che è il gioco più brutto uscito sul Commodore 64. Se potevano evitare di farlo, visto che non lo potevano fare perché le risorse erano quelle che erano, che ti metti a fare? Street Fighter 2 sul Commodore 64, soprattutto dopo che hai fatto dei giochi gloriosi, ok? Guardate, sempre per Reni Retro, poco fa è stata la festa del papà, mia figlia si è presentata a casa con questo. Questo non è un Famiclone, è un arcade clone. Guardate, si è presentata, poi questo lo devo ancora dire, quando lo apro farò magari una live e lo vedremo insieme come funziona, perché ci sono 152 giochi su questo arcade. Mini arcade. Io poi con i titoli grossi non so come farò a giocare, però questo è un mini arcade molto figo, molto figo, molto figo. Mini arcade. Vedete? Vi faccio rivedere i giochi che ci sono compresi. Questo sempre per Reni Retro. Figo, molto figo. Quindi questo è mini arcade, poi lo apriremo in una live. Ok? Detto questo, mi sa che mi posso fermare come Reni Retro. Andiamo, immagine 4, e andiamoci a mettere Reni J. Va, che vi faccio vedere qualcosa di Reni J. Ok? Ok. Siamo diventati Reni J. Ok, per quanto riguarda Reni J, volevo introdurre un po' diciamo, un argomento che è stato introdotto da tanti, di cui io qualche volta ho parlato, ma molto in generale. Praticamente l'argomento CD, compact disc, CD audio in questo caso. Allora, era negli anni 90, perché negli anni 80 il CD non si è sviluppato perché costava uno sproposito, quindi diciamo che negli anni 80 era più un sogno che una realtà. Negli anni 90 diventò una realtà per tantissime famiglie che nel loro impianto stereo affiancarono al giradischi
questo apparecchio strano che c'erano all'epoca quando uscì il CD, c'erano tante, giravano tante voci, alcune vere, alcune false, alcune inventate, alcune leggende metropolitane, il disco totalmente digitale che è, oppure il disco ottico che prometteva il mondo. Ovviamente fu un enorme passo avanti tecnologico il CD, vuoi perché non c'è niente come nel caso del registratore o del vinile che struscia su una superficie, perché il CD viene letto da un fascio di luce laser, ok? Quindi diciamo che da questo punto di vista i frusciti dovuti allo strusciamento, per esempio del nastro sulle testine o del vinile sotto la puntina, quindi questi rumori si andavano ad annullare, però a discapito di cosa? Di una campionatura che veniva fatta dall'analogico che noi eravamo abituati ad ascoltare con i vinili e con le audiocassette, che per quanto ci fosse tanta tecnologia dietro un'audiocassetta, la registrazione veniva fatta sempre in modo analogico, c'era sempre un magnete che vibrando trasferiva le sue vibrazioni in formato magnetico su un nastro magnetico, ok? Mentre invece in questo caso no, in questo caso il CD audio aveva degli standard che vennero adottati, standard wave 44.1 kHz stereo. Questo formato venne universalmente riconosciuto come CD audio standard, ok? E quindi quel suono che noi eravamo abituati a sentire, diciamo, con il fruscio, ma in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue frequenze, venne campionato con opportuni campionatori in un file wave e poi trasferito in digitale sotto forma di un file che poi voi prendete un CD audio e lo riuscite ad ascoltare, è perché il vostro apparecchio riesce a prendere quel file, a leggere le caratteristiche, diciamo di 0 ed 1, che poi tutto si trasforma in 0 e 1 di quel file, e trasformarlo poi un'altra volta da digitale in analogico per poi farlo sentire attraverso l'amplificatore sulle casse, ok? E si cominciarono a vedere sempre più CD, ne stampavano sempre di più e il prezzo calava, producevano sempre più lettori CD e il prezzo del lettore CD calava, e quindi cominciò ad entrare nelle case il lettore CD e i vinili e le cassette vennero affiancati da questi. Questo è stato uno dei primissimi CD che io mi sono comprato. Dentro c'è ancora il regalo della rivista, cioè adesso vi faccio vedere anche questo che è uno dei primissimi dischi piccoli, non mi ricordo che è 3 pollici questo addirittura, guardate, questo è Oro, Incenso e Birra di Zucchero. Questo era dato in omaggio con la rivista, con tutto, no con cioè, scusate, con tutto, vedete? Questa è la rivista Tutto, ok? E questo è Zucchero, Sugar, Fornaciari, d'oro, incenso e birra. Sanssouci, per la pubblicità della birra, ok? Vediamo un po', qua c'è sta scritto quello che c'è. Diavolo in me, tra l'altro la versione quella del Maxi 45 del 12 pollici, 7 minuti e 53. Quindi su questo CD c'è un solo brano, Diavolo in me, ok? E questo fu il primo CD audio, io non ricordo ancora dove l'ho comprato da Magic Sound a Piazza Re di Roma, non c'è più questo negozio di dischi, però mi piaceva talmente tanto la colonna sonora di Rocky 4, io adesso ho sia il picture disc su vinile che il vinile originale, vedete, questo è il CD originale di Rocky 4. Tra l'altro vi volevo parlare anche della nomenclatura, eccola,
di questa nomenclatura, allora vedete AAD, quella è una nomenclatura che venne adoperata nei primissimi CD. Ok, che cosa voleva dire? Ah, 2 brani, mi dice Luke74, mi sa di sì. No, quello è 12 pollici version. No, quello è 12 pollici. Pubblicità della birra a quella versione da 12 secondi era lo spot. No, qui dice Diavolo in me 12 con le due virgolette, quello è 12 pollici version. Si riferisce al coso, Diavolo in me quello è. Mi sa che è tutta una canzone che inizia con d'oro intensa, è birra, quella ti riferisce di pubblicità, stava all'inizio di Diavolo in me, che poi partiva immediatamente, mi sa attaccata, versione 12 pollici. Infatti è tra parentesi, vedi? C'è scritto Diavolo in me, la versione 12 pollici cantata da Zucchero e Sugar Fornaciari e dura 7 primi e 53 secondi. Ok? Quindi la versione 12 pollici era quella, infatti c'è scritto 12 version remixed by Bruce Forest DMC. Vedi sotto c'è scritto 12 version remixed by sto tizio Bruce Forest DMC, quindi era una versione mixata. Parliamo del 1989 della Polygram. Mazza, resta fermi, è un disastro così zoomato, comunque la 12 pollici version, poi lo rimetto a posto. Vi stavo dicendo di questo AAD, questo AAD che trovate solo nei primissimi. Metti a fuoco li mortangolieri, che c'è pure la macro, cioè questo c'ha una macro, eccola qua, AAD, come vedete. Allora, nei primissimi CD che uscivano, l'elaborazione del suono poteva essere fatta in due modi. Allora, poteva essere fatta direttamente in digitale, diciamo con apparecchi opportuni come gli ADAT, che erano degli apparecchi che pochi studi di registrazione all'epoca disponevano, oppure poteva essere fatta ancora in analogico sulle bobine, sui multitraccia, ok? E quindi quelle lettere si riferiscono a come veniva trattato il suono in fase di registrazione, poi in fase di missaggio, quindi prima di andare a incidere il CD, e poi la direttamente masterizzazione, quindi l'incisione è vera e propria sul CD. L'ultima lettera ovviamente è sempre D, perché la registrazione sul supporto compact disc veniva fatta direttamente in digitale, anche perché doveva essere scritta in digitale sopra al CD. Però le prime due, quindi sia la registrazione che il missaggio, potevano essere fatti sia analogico che in digitale. In questo caso questo CD è particolare perché gli altri poi, che sono venuti dopo, l'hanno fatti ovviamente utilizzando dei file già digitali, quindi magari lo trovate in formato DDD, cioè magari DDD no, perché non so se esistono le fonti digitali di questi brani, però qualora fossero state create delle fonti digitali di questi brani, ovviamente uno poteva fare l'acquisizione in digitale, il missaggio in digitale e la masterizzazione del CD in digitale. In questo caso è stato preso da sorgente analogica, quindi dai nastri originali, quindi A, la prima voce A, quindi il sorgente è analogico, registrato, diciamo, il brano è stato registrato in sala di registrazione, registrandolo su supporti analogici. Il missaggio di tutto l'ambaradam è stato fatto in analogico e la masterizzazione in digitale. Ecco il motivo di queste due A con una D. Nel caso che voi aveste trovato ADD, ce n'erano tanti, vuol dire che il sorgente, quindi la registrazione del brano era stata fatta su nastri, su bobine, su supporti analogici. Però subito dopo sono stati digitalizzati questi brani e sono stati missati in digitale, ok? Quindi utilizzando, come vi ho detto, gli ADAT o addirittura i primissimi personal computer, perché no? Personal computer che lavoravano prettamente in digitale, quindi venivano
diciamo elaborati, andavano modificate tutte le frequenze, tutto quello che è la fase di missaggio pre-incisione veniva fatto in digitale e poi in digitale la masterizzazione. Ok, poi quando trovate DDD vuol dire che la registrazione del brano dalla sala di incisione è stata fatta direttamente su un supporto digitale che non necessariamente doveva essere un compact disc, poteva essere un file su un hard disk, per esempio, poteva essere anche diciamo una registrazione ADAT digitale, quindi veniva registrato in digitale, missato in digitale e masterizzato in digitale. Ok? Quindi vi ho fatto vedere questo che fu il mio primissimo compact disc, anche se ce n'è anche un altro che fu il primo di mio padre che lo portò a casa quando portò il primissimo lettore di compact disc, che lui, mio papà, lo vinse facendo parecchie vendite nel lavoro che faceva. Lui era rappresentante di ricambi auto e ricevette questo compact disc che era La signora in rosso, che non ce l'ho io, mi sa che ce l'ha ancora lui a casa lì. Io qua c'ho i qui, no, non la vedo la signora in rosso. Oh, poi c'è questo CD. Perché ho scelto questo CD? Farvi vedere questo CD. Questo è Edoardo Bennato, il gioco continuo, un mini LP si chiama, c'ha solo 5 brani e praticamente ve lo voglio far vedere perché questo mi sa che è l'unico che ho CD che si è rovinato, che è stato affetto da quello che si chiama il cancro dei CD. Ci sono tutti buchini, però non so se ve li riesco, forse da questo lato si vede meglio. È tutto bucato, ma buchi piccoli, eccoli, si vede, no, sì, un po' si vedono, ma ci sono tutti buchetti piccoli piccoli e non sono mai, è proprio bucato, ci si vede attraverso. Uno sta qui, per esempio. Io li vedo molto bene perché dall'altra parte c'ho la luce, grazie. Dovrei metterlo così. No, non ve lo posso far vedere perché lo giro, ma per esempio ecco nella scritta di Edoardo Bennato, qui ce ne sono una marea, è pieno di buchi. E questo è stato l'unico che me l'ha fatto, vedete? Se vedono, va vicino alla O di Bennato, ce n'è uno, ma sono tantissimi, è tutto forellato, è tutto bucherellato e quindi questo ne impedisce la lettura corretta di questo CD che non funziona più. Io allora mi sono preso il vinile, ho trovato il vinile, ho pagato manco 5 euro, 3 euro mi pare il vinile di questo qua. Però mi piaceva tantissimo questo, diciamo, questo mini LP di Edoardo Bennato, me lo sono tenuto proprio perché fu uno dei primissimi, insieme ad altri, dei primissimi CD che comprai, ma mi piaceva tanto, c'è una ragazza, è bellissimo il brano Una ragazza, cantato da Edoardo Bennato su questo CD. Allora, qua invece guardate che roba, oh. Megamix Planet di Fargeta e Molella, registrate, originale, guardate, ovviamente facendo il DJ, questo me lo sentivo spesso, pure in cameretta. Non mette a fuoco. Vabbè, non mette a fuoco. Comunque questo è Megamix Planet, addirittura questo è uno dei primi a doppio CD. Qua ci sono i CD sample e qui c'è il Megamix Planet. Ovviamente quello col CD si è rotto, col tempo la plastica si rovina purtroppo, c'è niente da fare. Potrei andare a cambiare questo qua. A parte che ce n'ho tante di custodie doppie, ma questa è quella originale. Qui addirittura c'è scritto 2 CD, vedete, in trasparenza, 2 CD. Bello anche questo. Poi vabbè, vi faccio vedere i rock set. Questo è uno degli album, guarda, sono 2 o 3 gli album belli belli dei rock set. Questo è uno di quelli. Bello. Qua c'era pure Joyride, no? Sì, Joyride, eccola qua. Come on, join the Joyride. Be a Joyride. Io di Joyride ho il Maxi 45. Poi guardate, ovviamente non possono mancare i Queen. Questo è l'originale CD di A Kind of Magic. Questo è DDD addirittura all'epoca. Mi pare strano. Mi pare molto strano. Questi sono tutti originali dell'epoca,
e sono tutti stati abbandonati, non più utilizzati dall'epoca, anche perché adesso c'è lo streaming e si fa molto simile a dire a uno di questi eco show di farci sentire della musica piuttosto che mettere questi. Guardate, questa è Estate Italiana, la compilation diciamo di musica italiana, e quella era degli anni 80 e questa è degli anni 90. Estate Italiana, vedete? Estate Italiana anni 90. Queste sono tutte compilation di musica, guardate, Sotterranea compilation, guardate che bella questa. Questa quando la apri c'è il CD e questo è trasparente. Vedete? Trasparente, e quando lo chiudi c'è il CD dietro e sembra una città sul CD disegnata, stampata. Questa è la Sotterranea compilation. Piano piano queste poi le metto tutte sul canale perché yeah. DJ Collection, vedete, questa lo davano con TV e canzoni. Umberto Tozzi, questa è musica italiana. I grandi successi degli anni 80, io poi sono fissato. I grandi successi degli anni 80. Guardate questo, l'Ottavo Nano. Qui dentro c'è Grande raccordo anulare, cantata da Guzzanti, Andiamo amore sul grande raccordo anulare che circonda la capitale. Guardate, guardate, ma poi perché voi vi siete scordati il Bambino prodigio degli anni 90? Questo è l'LP di Jordi, il suo primo ed unico LP, quello dove cantava Dir Dir delle tre bebè e di Jordi, Alice, ti amo, I love you. E questo è diciamo, il CD di Jordi, che all'epoca fece un successone sto bambino. Mamma mia. Poi ovviamente non può mancare Italian Remix, tutti i remix delle musiche storie, delle canzoni storiche italiane. Questo è Italian Remix, ne sono usciti diversi di questi, molto molto belli pure questi. Poi ovviamente io, patito di sigle contro sigle, non mi poteva mancare Star Wars. Questo è il CD2, come vedete qua, trovo il CD1, oppure la musica dei film di James Bond 007, vedete? James Bond Temes. Quindi poi c'è un gatto, come vedete c'è il gatto, oppure guardate Christmas Dance, ancora imballato, 9.900 lire, guardate in lire, ma non lo so quanto vale sto CD, imballato così, lire 9.900, non so 9,90 €, guardate chi canta, i Cavalieri del Re, Christmas Dance dei Cavalieri del Re, imballato, ne stanno alcuni che hanno anche un valore di questi qua, per esempio questo non so quanti ce l'hanno, questo è un triplo CD di Claudio Baglioni, vedete CD1, CD2, CD3, sono 3 CD di Claudio Baglioni, i cui brani sono stati selezionati dalla rivista Selezione. Mia madre era abbonata a Selezione, che era Digest, era una rivista che ti arrivava mensilmente a casa, molto molto simpatica, però hanno buttato tutti quei Selezione, mia madre ce l'aveva tutti da parte, li hanno buttati tutti, magari adesso avevano qualche valore perché ho visto che non si trovano da nessuna parte. Questo è Zucchero, un album di Zucchero, che come sapete io ho tutta la discografia di Zucchero anche su vinile, questo è bellissimo, questo è Spirito Divino di Zucchero. Guardate, per colpa di chi. E poi vi faccio finire di vedere, visto che da poco c'è stata la fiction su Peppino Di Capri, ecco, voi trovate un sacco di roba di Peppino Di Capri, mo vado a menare il gatto, guarda, Così, vabbè, sta lì, sta tranquillo, stai lì, se sta lì vai bene. Visto dove si è messo il gatto? Eccolo qua il gatto. Ok, dai che siamo addirittura d'arrivo, mezzogiorno e 3. Questo è Roberto Murolo.
Ah, l'Euroclub. Come non c'era l'Euroclub a Roma? Voglia, c'era una delle sedi principali dell'Euroclub. L'Euroclub è qualcosa... Oh, questo è Disco 82. Questo è un mito, questo CD. Mi pare che ce l'ho pure su vinile, questo originale così come lo vedete. Disco 82 c'era, cioè dei successi veramente indimenticabili. Questo tutto il CD è stupendo. Disco 82. Oh, dove vai? Disco 82. L'Euroclub come non c'era a Roma, ma mi pare che ce n'erano pure due a Roma, di cui una era la sede principale. Ah, vedete pure le canzoni di Federico Fellini, i brani di Federico Fellini, oppure chi è? Bryan Adams. Questo per farvi capire che io sento tutti i tipi di musica, Bryan Adams, questo è So Far So Good, non si legge bene, questo mi pare che ce l'ho pure su audiocassetta originale. Poi c'ho il flauto di Pan, ti è? Il flauto di Pan che cantano, che suona, suonato su successi dei Beatles. Vabbè, mi incarto un po'. Questo è Renzo Arbore e l'orchestra italiana. Qui ci sono i Queen. Questo è Greatest Hits 2. Io poi sono un appassionato dei Queen. Questo è Greatest Hits 1 dei Queen. C'ho tutto pure sul vinile. Vabbè, qua c'è sta canzoncine di Natale. Questo non è niente di che. Insomma, veramente, veramente tanta roba, tanto materiale. Abbiamo tante cose ancora da vedere insieme, eh. Per carità, c'ho un canale e io compatibilmente coi tempi cercherò di fare più live possibile e vedremo in futuro di farvi vedere tante cose, di raccontarvi quanti più aneddoti possibili. Per esempio, mi ricordo ancora come e quando ho registrato questa cassetta, vedete, True Blue di Madonna. Questa è una Philips ferrocromo da 90 minuti. Dall'altro lato c'è The Woman in Red, ho messo il CD che avete visto lì, ce l'avevo su cassetta. Questo per dirvi quante cose potrei raccontarvi. Che fai? Che fai? Che fai? Vuoi venire qui? Vieni qui, vieni qui. Vieni qui, posi. Vieni? Vieni. Vieni qui, posi. Eccola qui. La gattonza, la gattonza. Io la tengo poi sempre così. Lei si sta, quando sta così, vedi, mi accarezza. Non mi graffia, non tira fuori le unghie. Mi graffia, mi guarda, dice che vuole questo. Boh. Ok? Quindi niente, praticamente il futuro del canale. Il futuro del canale quale sarà? Il futuro del canale devo farvi vedere tante cose. Dobbiamo recuperare innanzitutto, gli sfogliamo insieme di troppa roba. C'ho Beverly Hills, là tutti i telefilm da sfogliare insieme, anime dimenticati pure da sfogliare insieme, tutti questi numeri di anime cult li dobbiamo sfogliare. Non so se farlo sfogliamo insieme di quei vinili rari, però diciamo vediamo secondo loro quali sono, così vi dirò anche secondo me se hanno ragione o meno nel dichiarare rari alcuni vinili piuttosto che altri. Ok? Poi c'è da sfogliare insieme questo libro di Goldrake e poi c'ho tanto materiale di là dentro le vetrine che meriterebbe di essere fatto uno sfogliamo insieme, anche magari vedendo solo le copertine, ma di là c'ho tanto materiale anni 80-90 tra fumetti, manga e tanto altro, c'ho anche roba originale giapponese, c'ho un sacco di cose che giravano per le fiere di quell'epoca, per Expo Cartoon, eccetera, Lucca Comics, eccetera. Mi dispiacerebbe poi non farvi vedere tutto questo perché mi sa che l'idea di aprire un museo degli anni 80-90 è un po' sfumata, è troppo complicato, non si riuscirebbe a gestire. Però per quanto riguarda quindi Reni Toons, c'ho tanto materiale da mostrarvi tra manga e fumetti, diciamo. Invece per quanto riguarda Reni Retro, quest'anno sarà un anno di fuoco perché se ci riesco vi farò vedere la mia enorme collezione
di materiale retro computing, quindi tutta la roba della Commodore, la roba della Sinclair, tutti i vari Spectrum, e ovviamente vi spiegherò e vi dirò tante cose che ho vissuto in prima persona. Poi, che io le considero oramai già retro, ho anche diversi ancora PC di fare il teardown, da fare il teardown, e non solo, ho anche diverse workstation Kaya Kixa e Kaya Kixu dell'HP, ho anche diversi server dell'HP Net Server XE Pro, questi qua, insomma, e vi potrò spiegare facendovelo proprio vedere quali sono le differenze tra un PC, una workstation e un server, perché sono ingegnerizzati in modo completamente diverso, perché ognuna di queste categorie di computer sono dedicati ad uno scopo, ok? E quindi diciamo che il PC è nato per fare il PC, la workstation serve per fare la workstation e il server serve per fare il server, perché praticamente ci sono delle grosse differenze tra queste tre tipologie di macchine, di computer. Per quanto riguarda invece diciamo il DJ, per quanto riguarda il DJ, vabbè, continuerò la mia collezione di vinili e vorrei fare delle live in cui magari non possiamo ascoltare dei vinili, ma magari vi faccio vedere le copertine, i centrini, prendiamo una decina, una quindicina di vinili e ci andiamo ad analizzare quando sono usciti, il centrino come è fatto, la copertina, analizziamo la copertina, vediamo se è un picture disc, se è un disco nero, se è un disco marbled, che differenza c'è tra un disco colorato e un disco nero. Cominceremo un po' ad analizzare per quanto riguarda la musica e poi mi voglio avvicinare di più, ecco, al mondo CD e al mondo cassette, che ho un po' abbandonato per quanto riguarda, cioè per dare più spazio ai vinili, però diciamo che questo è un mondo che a me ha sempre affascinato, quello delle audiocassette, ci mancherebbe, cioè ce n'ho tante, lo sapete, sono quasi 2000 ultimamente, l'anno scorso le ho archiviate, ce n'ho ancora un 300 da archiviare dentro a tutte le scatole, mi ci dovrò dedicare, e tra l'altro devo finire anche l'archivio dei vinili, che invece di questi si parla di 4000 vinili ancora da archiviare, quindi sono numeri abbastanza alti, bisogna che mi sbrigo, bisogna che vi rendo partecipi di queste cose che mi piace fare, quindi troverete sempre sul mio canale dei video interessanti, e poi continuerò la pubblicazione. Ho già pubblicato tutte le Piccadilly Soft sul mio canale, le cassette mixate da Leonardo G, Attilio Dance e distribuite da Mixed by Harry. Ho pubblicato le Piccadilly Dance, sempre Mixed by Leonardo G, Attilio Dance e distribuite da Mixed by Harry. Ho pubblicato le Golden Memory by Frana Production, a cui ho partecipato in prima persona. Poi sto pubblicando tutte le varie Don't Stop, ci sono le Don't Stop 80, poi ci saranno le Don't Stop 90, sono in tutto una settantina di cassette, quindi una settantina di compilation, che io pubblico una compilation al giorno, tutti i santi giorni, anche oggi l'ho pubblicata, quindi se volete andate nel mio canale YouTube e andate a vedere, ad ascoltare queste, diciamo, queste compilation, questi brani sono molto curate dal punto di vista audio, e quindi dal punto di vista video ho fatto del mio meglio per rendere, diciamo, il video non vuole essere che un accompagno alla musica, diciamo i video sono quasi tutti uguali e poi quello che cambia è la musica di sottofondo, ok? E quella ci ho perso parecchio tempo. Tra l'altro molti di queste compilation sono prese dal mio canale Mixcloud, ho visto che YouTube mi dava la possibilità di pubblicarlo, io le sto pubblicando tutte quante su YouTube, ok? Piano piano le pubblicherò. Non ultimo, volevo dire che sempre nei progetti del canale c'era un mezzo progetto che avevo mostrato delle slide oramai 5 anni fa, mi pare che era il 2020, che c'aveva un progetto. Porterò avanti quel progetto di quelle slide, cioè di spiegarvi per esempio
di un computer, le varie parti che compongono un computer, per quello che è la mia esperienza, quindi l'evoluzione dei vari controlli, delle varie parti di un computer, così a livello informativo, niente, non voglio fare il professore, assolutamente non mi sento di essere un professore, però raccontare quelle che sono le mie esperienze e trasmetterle, e così anche per i fumetti e anche per la musica, i vinili, un giradischi, qualche cosa è meglio a cinghia, trazione diretta, a puleggia, insomma, le piastre, quali sono meglio, autoreverse, non autoreverse, 3 testine, 2 testine, Dolby, Dolby X, Dolby B, Dolby C, insomma, c'è tanto da parlare, quindi voglio approfondire qualche argomento, quindi troverete qua e là dei video magari anche più brevi, e spiegherò, diciamo, in poche parole, dal mio punto di vista, perché per carità io posso sbagliare senz'altro, comunque dalla mia esperienza vi trasmetterò, diciamo, questa mia conoscenza attraverso questi video che andrò a pubblicare su questo canale. Detto questo, posi! Allora, vi invito a visitare i miei siti, che sono classe74.it, che è il principale, andate a visitare classe74.it, poi c'è magliettevintage.it, c'è starwarsstore.it, c'è legolando.it, c'è il mondo del vinile.it e non ultimo renijstore.it. Andateli a visitare questi siti per fare i vostri acquisti su Amazon, aiuterete il mio canale a crescere e ovviamente acquisterete su Amazon i prodotti che più faranno, che più vi saranno utili. Un attimo solo che ho una chiamata in arrivo. Niente, hanno rinunciato, era, diciamo, la Renault, vabbè. Allora, in chiusura di live io vi invito a mettere un like qualora non l'avete già fatto a questa live, andate a vedere il mio canale, andatevi a vedere tutti i video che pubblico, sono 1000, sono tantissimi, e ne pubblicherò ancora tanti, e andate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale, perché è importante avere un discreto numero di follower. A me non interessa monetizzare questo canale, l'ho sempre detto, lo dirò sempre, non c'è scopo di lucro su questo canale, quindi non vi sarà mai chiesto niente, né di abbonarvi, né di andare da altri, niente, tutto questo, niente, non abiliterò mai la monetizzazione su questo canale, però avere un discreto numero di follower mi motiva di più a fare altri video, perché io lo faccio anche per le visualizzazioni, diciamo, più che altro. Non mi interessa il valore economico quanto quello di avere diciamo, un discreto numero di spettatori che vedono i miei contenuti. Quindi se potete condividete anche queste, non solo le mie live, ma magari anche qualche video. Io ho pubblicato anche diverse compilation di musica italiana, ho attivi tanti podcast, ok? Ho attivato anche i podcast di YouTube, che ho visto che sono una cosa molto interessante i podcast, e quindi ne ho fatti diversi. Già le Piccadilly Soft li ho chiuse in un podcast, le Piccadilly Dance è un altro podcast, la musica italiana è un altro podcast, le Don't Stop, tutte 70 quante ne sono, è un altro podcast. Ah, una cosa mi sono scordato di dire, su questo canale è l'unico canale su tutta YouTube che contiene tutte le compilation del Festival Bar dal 78 fino al 2008. Mi riferisco alle compilation e non alle edizioni del Festival Bar. La prima compilation su vinile, neanche mi pare che uscì su audiocassetta, uscì solo su vinile, del Festival Bar è del 1978. Le ultime compilation uscite senza neanche che il Festival Bar fosse trasmesso su CD furono quelle del 2008. Tutte quelle che stanno tra il 78 e il 2008, compresi tutti gli speciali che uscirono negli anni 90, quando il Festival Bar toccò diciamo il suo vertice, il suo massimo sviluppo. L'estate degli anni 90 non era un'estate se non c'era il Festival Bar, ok?
quindi andate sul mio canale, cercate e trovate il podcast chiamato Festival Bar Compilation, perché lì ci troverete tutte, comprese le speciali, tutte quante le compilation del Festival Bar che sono uscite, ok? Sia su vinile, sia su cassetta, sia su CD, ok? Quindi fatemi girare il canale perché è molto pieno di contenuti, ok? Io vi ringrazio di essere stati qui con me, grazie tante, sono le ore 12 e 19 minuti di questo 28 marzo 2025. Reni J, Reni Retro e Reni Tunes vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima live. Io sinceramente non so quando sarà la prossima live, ma senz'altro ne farò molte di più a partire dalla settimana prossima. Andate al Carrara Gamix, al Gamix di Carrara, mi raccomando, domani, dopodomani, sabato e domenica 29-30 marzo 2025, ok? Andate numerosi al Gamix di Carrara. Un saluto da Roma, un saluto da Reni. Ciao a tutti, vi lascio con la sigletta finale che comprende tutte e tre le mie siglette. Ciao a tutti, grazie di nuovo. Ciao.